Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informare di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio, come sempre saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove alle 12:30 inizierà la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Molti, come sempre, i temi all'ordine del giorno, a partire dai vaccini, ma non solo, perché insomma sappiamo che anche a livello nazionale ci sono moltissime novità per quanto riguarda la gestione dell'emergenza coronavirus. Come sempre noi partiamo nel nostro viaggio fra le notizie del Veneto dalla redazione padovana, perché anche oggi, come sempre, a Padova ci sono moltissime notizie. Ce le racconta Valentina Visentin, che noi vediamo già pronta per il collegamento. Ci fa un cenno le è caduta una cuffietta, cose che succedono. Ok, il cenno è arrivato, quindi possiamo iniziare. Buongiorno Valentina, che cosa succede a Padova oggi? Buongiorno, mi sentite intanto? Sì, perché sì. io... Forte e chiaro, però se ti muovi si sente un brusio, quindi raccomandiamo fermezza nella posizione. Eccoci qua. Sì, in apertura per raccontarvi l'andamento della campagna vaccinale, perché ovviamente in queste ore si sta proseguendo con la vaccinazione degli over 80 attraverso la prenotazione online. L'USL ha comunicato proprio nelle scorse ore che sono ancora disponibili circa 1400 posti nelle varie sedi vaccinali di tutta la provincia, e quindi ha fatto un appello anche ai sindaci di contribuire, di dare una mano agli anziani che ovviamente magari hanno delle difficoltà ad avere la strumentazione elettronica necessaria per effettuare la prenotazione, che ricordiamo può essere fatta esclusivamente online anche attraverso le farmacie disponibili a effettuare questo servizio. E quindi l'invito dell'USL è anche ai sindaci di aiutare, insomma, di raggiungere quegli anziani che magari non hanno a disposizione computer o cellulari che consentano la prenotazione online. Ma c'è un'altra notizia che arriva dall'USL ed è anche molto importante, perché è partita in queste ore una campagna di reclutamento di medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a prestare attività sanitaria di tipo di volontariato a titolo gratuito nella campagna vaccinale contro il Covid. Quindi si cerca di reclutare personale sanitario per la vaccinazione, per incrementare quindi la possibilità di vaccinare in tutta la provincia. Il bando è riservato a personale in pensione, libero professionista, dipendente dell'USL Ugania, dell'azienda ospedaliera, dello IOV e dell'azienda Zero. I professionisti che sono interessati possono appunto accedere al bando attraverso il sito dell'USL 6 Ugania ed esprimere anche la scelta di quale centro vaccinale, in quale centro vaccinale poter dare il proprio contributo, insomma, a titolo puramente gratuito per accelerare la campagna vaccinale. Molto bene Valentina, allora abbiamo qualche piccolissimo problema di audio, però ti sentiamo bene, quindi no, è proprio una cosa di cavi, può succedere, poi con la giornata che c'è fuori oggi, insomma, magari anche la tecnologia può decidere di tirare qualche brutto scherzo. Prima di lasciarti andare, ti chiediamo se ci sono notizie di cronaca. Noi abbiamo già preparato il servizio sull'incidente in tangenziale che faremo vedere appena finiremo il collegamento, ma sappiamo che c'è dell'altro. Sì, c'è un furgone che ha preso fuoco a Vigonza, una notizia di pochi minuti fa, ci sono appena arrivate anche delle foto, non so se le avete anche voi a disposizione, eccolo qui, proprio di questo mi stavo riferendo. Fortunatamente non c'era nessuno a bordo e quindi non ci sono feriti, ma il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Questo incendio è avvenuto a Vigonza in mattinata. Per quanto riguarda la cronaca ancora, c'è da segnalare un'operazione dei Carabinieri di Milano che però coinvolge anche due province venete, tra queste Padova e Vicenza. Si tratta di un'operazione antidroga con arresti e perquisizioni un po' in tutta Italia, sono coinvolti gruppi di stranieri e anche la nostra città Padova vede la presenza di alcune perquisizioni e ordinanze di custodia cautelare in città. Questo per quanto riguarda la cronaca di oggi. Poi ti posso anche annunciare altri temi che verranno trattati nel corso della giornata dal nostro telegiornale di Padova, perché parleremo di mostre con Marco Goldin e la
proroga della mostra di Van Gogh a Padova fino al 6 giugno, ma si spera che possa essere prorogata oltre per consentire, qualora ci fossero quanto prima delle riaperture, di poter ammortizzare i costi di questa mostra di respiro, di caratura internazionale, che è stata così duramente segnata dalla pandemia. E poi torneremo a dar voce ai ristoratori dei Colli Euganei, ma anche conosceremo il nuovo presidente del Parco Colli. Quindi, come sempre, tanti argomenti per la nostra redazione padovana. D'altronde la provincia di Padova è sempre foriera di notizie e novità. Valentina, intanto grazie per queste anticipazioni. Poi, se ci saranno notizie importanti da Padova, non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Buon lavoro! Buon lavoro anche a voi, arrivederci. Torniamo in studio. Allora, queste erano un po' le novità per quanto riguarda Padova. Allora, visto che l'abbiamo annunciato assieme alla collega Valentina Visentina, andiamo a vedere l'esito di un incidente, un pauroso incidente avvenuto in tangenziale. Grave incidente stradale lungo la tangenziale di Padova. Lo schianto domenica sera all'altezza dell'uscita di Chiesa Nuova. Un'auto guidata da una 25enne è finita fuori strada contro la cuspide del guardrail che si è infilzato dentro l'abitacolo. La giovane donna alla guida è rimasta incastrata pericolosamente. È stata liberata solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco e portata d'urgenza in ospedale. Le condizioni di salute della donna sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Tra le cause dello schianto forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia. E quindi mettiamo da parte per un attimo la cronaca, poi dovremo riuscire a parlare anche con la nostra redazione vicentina, dove sono molte le notizie anche di cronaca oggi. E andiamo a vedere le ricadute ormai quotidiane di quelle che sono le necessità dell'emergenza coronavirus. Ad esempio parliamo del commercio, il commercio che si reinventa per forza in un'epoca così difficile. Noi come negozio d'abbigliamento abbiamo utilizzato i social, molto Facebook, Instagram, abbiamo pubblicato tutti i giorni degli outfit per tenere sempre il cliente aggiornato. Abbiamo dato la possibilità tramite un'applicazione ai clienti di poter prenotare autonomamente, perciò ci ritroviamo già l'agenda piena per le prossime 2 settimane. Dai social alle app, passando per WhatsApp Business, un commerciante su 4 con la pandemia ha scoperto nuovi canali di vendita. Facendo di necessità virtù, i negozianti hanno imparato ad usare mezzi che non conoscevano e implementato nuovi sistemi per andare incontro ai clienti. Le nuove tecnologie sono venute in aiuto anche per sperimentare nuovi modi di pagamento come Satispay e PayPal, insomma un e-commerce più a portata di clienti di vicinato. È quanto emerge da un'indagine di settore, un aggiornamento tecnologico che se era in atto di fatto la pandemia ha accelerato. Alla tradizionale vendita in negozio oggi si affianca per il 49% dei commercianti sentiti anche le vendite attraverso la propria pagina Facebook, canale social tra i più utilizzati. A questo si aggiungono anche le prenotazioni telefoniche, circa il 30%. Parola d'ordine tecnologia, diventata la nuova opportunità di sopravvivenza per molti commercianti. Così c'è chi, oltre il 24%, ha creato un proprio sito con relativo canale di e-commerce. Un passaggio epocale che vede bar, ristoranti, negozi di abbigliamento, ma anche ambulanti che hanno imparato ad usare il proprio smartphone come strumento di lavoro. Vetrine Facebook o Instagram sono diventate un modo per scoprire il negozio sotto casa. Tutto questo porterà a dei grandissimi cambiamenti che vedremo però in modo definitivo solo fra qualche mese, quando saremo fuori, si spera, da tutta questa situazione. Un altro cambiamento che è arrivato nelle ultime ore è il cambiamento meteorologico, perché dopo 60 giorni, oltre 2 mesi di siccità, è tornata la pioggia sul Veneto, pioggia che rappresenta una vera boccata d'ossigeno per l'agricoltura messa in ginocchio dall'assenza di precipitazioni e anche per la neve in altopiano. Vediamo con la regia di Cristiano Facca questa immagine. Siamo in diretta, questo è il Monte Verena sull'altopiano dei 7 comuni, vediamo quanto sta
nevicando in questo momento. Il limite delle nevicate per il momento dovrebbe essere attorno ai 1300 metri, però sono previste ancora precipitazioni nevose in altura almeno fino a questa notte, come sono previste precipitazioni piovose anche importanti fino a questa notte, tanto che c'è un'allerta meteo, speriamo che non debba tramutarsi in qualcosa di grave, come già accaduto l'anno scorso. Dopo questo periodo, sono arrivati dopo le precipitazioni più intense. In ogni caso noi saremo pronti come sempre a raccontarvi eventuali criticità. Detto questo, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, stiamo aspettando la nostra collega Vanessa Banzato, che ci racconta di un fatto molto grave avvenuto nel Bassanese. C'è una conferenza stampa in corso proprio in questo momento. Dovremmo riuscire a collegarci con Vanessa adesso per la cronaca, per le ultime informazioni. Nel frattempo vi ricordiamo che alle 12:30, quindi fra un quarto d'ora, saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per fare il punto sull'emergenza coronavirus con il presidente Luca Zaia. Allora, noi vediamo Vanessa Banzato, la vediamo però purtroppo un po' verticale, vediamo, eccola qui. Allora, siamo in grado di collegarci. Vanessa, buongiorno, è una cosa un po' volante, perché non era previsto questo collegamento, però è importante la notizia, quindi intanto l'annunciamo, poi questa sera nel TG Bassano potremo essere molto più precisi. Che cos'è successo? Mi trovo intanto al comando della Polizia Locale di Bassano del Grappa. Sabato è stato arrestato un 24enne residente in Valbrenta, tra l'altro già noto alle forze dell'ordine, perché ha aggredito in maniera molto, molto pesante una giovane, una 25enne residente a Pergine Valsugana. L'ha aggredita nel sottopasso della stazione ferroviaria, l'ha picchiata selvaggiamente, pare perché la ragazza non si era rifiutata di seguirlo. L'uomo aveva infatti fatto nei confronti della giovane delle avance, lei era terrorizzata e appunto, non rispondendo a queste richieste insistenti dell'uomo, l'ha picchiata. È stato subito dato l'allarme, l'uomo è salito in treno e pensate, la polizia locale è riuscita a fermare, a bloccare il convoglio, e la persona appunto è stata condotta poi al comando ed è stata arrestata. Tra l'altro vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, perché già in passato si era reso responsabile di un episodio simile. Comunque poi tutti i particolari verranno forniti questa sera, Ferdinando. Allora Vanessa, intanto ti lasciamo andare per seguire questa vicenda, per sentire proprio chi ha operato poi l'arresto e per capire esattamente anche la situazione di salute della vittima di questo fatto davvero inaccettabile. Grazie per questo. Sì, una settimana di prognosi per la ragazza. Una settimana di prognosi. Quindi sì, è stata ferita in maniera abbastanza pesante. In maniera importante, seria. Quindi. Allora, questa sera nel TG Bassano tutte le notizie di questo fatto di cronaca. Grazie Vanessa, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Allora, un collegamento proprio volante, perché è arrivata in questo momento la notizia che non era stata anticipata durante la conferenza stampa della polizia locale di Bassano del Grappa. Ne parliamo, come dicevamo, stasera più diffusamente, quindi vi diamo appuntamento al nostro TG Bassano. Adesso continuiamo a vedere che cos'è successo nelle ultime ore, anche in seguito al passaggio, per esempio, dalla zona rossa pasquale alla zona arancione. Era il primo weekend, quello appena trascorso, di zona arancione vera. Andiamo a vedere come è andata, ad esempio, a Treviso. Dopo quasi
Quasi 2 mesi senza precipitazioni, la pioggia è tornata a farsi vedere proprio oggi, in questa prima domenica di zona arancione, e ha il sapore della beffa per i negozianti, pochi facendo una passeggiata per il centro storico che hanno aperto. E non sono molti nemmeno i trevigiani che hanno sfidato il maltempo e sono usciti di casa per una passeggiata e magari un po' di shopping. Ma sono molte le luci degli esercizi commerciali rimaste spente. Pochi posti aperti comunque. Molti negozi chiusi. Sì, anche i bar, ho visto tanti sono rimasti completamente chiusi. Un po' tristezza. Molto. La pioggia dà sempre un po' di tristezza, i negozi sono chiusi, da tristezza. La possibilità è che Treviso ha i portici, di conseguenza puoi camminare un momentino. Ma per qualcuno la voglia di tornare alla normalità ha vinto sul maltempo. Ma ci muoviamo lo stesso, sì, tanto sotto i portici comunque è fattibile. Si sente il bisogno di tornare alla normalità? Sì, senza dubbio. Si passeggia lo stesso. Si passeggia lo stesso, sì. Dopo messa a comprare il giornale e via. C'è bisogno di tornare alla normalità? Sì, magari sarebbe ora, speriamo presto, dai. Adesso ci vacciniamo tutti. Se i commercianti speravano proprio nel fine settimana per dare un po' d'ossigeno agli affari, hanno dovuto fare i conti con un tempo inclemente. Ieri è andata meglio, c'era movimento, ovviamente è stato un po' difficile gestire le entrate perché la gente aveva voglia insomma di uscire da casa e di vedere cose diverse dalle proprie mura, e comunque sì, è andata molto meglio ieri. Oggi purtroppo ci è capitata la pioggia, quindi ci accontentiamo di quello che viene, insomma. Un primo passo, sperano molti, per tornare alla vita prima del Covid. Adesso hanno voglia di parlare, di capire, di vedere, di toccare, insomma, di uscire e di riprendere la vita. Si vede, si sente, si percepisce proprio epidermica la cosa, cioè, anche perché la gente diventa molto più nervosa. Necessità perché rimanere a casa è abbastanza difficile, soprattutto perché si muove in continuazione. Sì, no. Allora, questo era il primo fine settimana, abbiamo visto, di zona arancione. Si parla molto proprio in questo momento, in queste ore, della possibilità di anticipare l'arrivo della zona gialla per le regioni che abbiano i dati sufficienti per poter accedere a un allargamento di quelle che sono le possibilità. Non sappiamo se verrà poi approvato o meno. Se ne parla con insistenza, si potrebbe addirittura arrivare a una zona gialla a partire dal 20 aprile. Questa è una delle ipotesi che si fanno, resta da capire come poi attuare tutte le situazioni legate a una zona gialla. Pare che le difficoltà più importanti siano quelle legate al mondo degli esercenti, degli esercizi pubblici, dei bar e dei ristoranti. Ci sono alcune ipotesi, ancora sono tutti i cosiddetti rumors, quindi indiscrezioni che arrivano e magari durano il tempo giusto di una smentita. C'è chi parla addirittura di tamponi rapidi per chiunque debba entrare al ristorante a sedersi. C'è chi parla di prenotazioni, poi con tutte le difficoltà del caso per chi ha un'attività di questo genere nel gestire chi non ha prenotato, chi vuole accomodarsi, chi magari ha già fatto il tampone e non l'ha fatto, insomma tutte situazioni molto molto complicate. Sappiamo benissimo che tutto quello che succederà da qui in avanti sarà comunque un po' complicato. Come complicata potrebbe essere la campagna vaccinale? Dovrebbero essere arrivate le dosi proprio nelle ultime ore. Vediamo se dall'ANSA arrivano novità. No, in questo momento non ci sono novità, però arriva invece una notizia molto complicata, alquanto complicata per quanto riguarda il mondo del lavoro. Possiamo vedere questa grafica che ci arriva da Veneto Lavoro della Regione e ci dice, tramite l'assessore al lavoro Elena Donazzan, che nel primo trimestre 2021 le assunzioni sono in calo del 17% rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente. Il peso della crisi addirittura sarebbe scaricato
sull'occupazione stagionale. Vediamo calo delle assunzioni del 17% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 31% addirittura rispetto al 2019. Il saldo tra assunzioni e cessazioni nel primo trimestre del 2021 è stato pari a più 29.000 posizioni lavorative rispetto alle più 18.000 registrate nello stesso periodo del 2020 e addirittura alle 44.500 del 2019. Una flessione che si mantiene particolarmente significativa nelle regioni, nelle province turistiche come Venezia e Verona. Di questo parleremo poi quando torneremo dalla pausa pubblicitaria, perché fra 8 minuti inizia la conferenza stampa di Luca Zaia, quindi noi facciamo una breve pausa. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra pochi minuti inizierà la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Vediamo tecnici e giornalisti già all'opera per fare in modo che tutto si svolga nel miglior modo possibile. Noi però, prima di andare a vedere i dati, andare ad avvicinarci alla conferenza stampa di Zaia, proseguiamo con questa notizia molto spiacevole che arriva dall'assessorato al lavoro della Regione del Veneto. Continuiamo a vedere la grafica grazie alla regia di Cristiano Facca, perché ci fanno sapere che la flessione della domanda di lavoro è significativa, dicevamo, nelle province a vocazione turistica come Venezia e Verona, che perdono rispettivamente il 38% e il 17% delle assunzioni rispetto all'anno scorso. I settori più in difficoltà si confermano ancora una volta quelli soggetti a restrizioni: servizi turistici, ricettività, ristorazione meno 60% rispetto al 2020 e meno 75% rispetto al 2019. Commercio meno 23%, editoria e attività culturali meno 15%. Una botta, come si suol dire, molto molto brutta, che sarà difficile da gestire. E tra l'altro abbiamo visto proprio pochi istanti fa la nevicata che sta colpendo l'altopiano, ma in generale tutta la montagna veneta, dalle Dolomiti fino al Monte Grappa, all'altopiano dei 7 comuni, altopiano dove la stagione sciistica, che in realtà non è mai partita, perché ricordiamo che poche ore prima di quello che poteva essere l'avvio è arrivata la decisione del governo di stoppare tutto, e gli impianti sono andati avanti, sono stati messi in funzione in sostanza per gli sci club, per le strutture organizzate che hanno portato pochissima gente sulle piste. Quindi quello che poteva essere un anno con nevicate fino a metà aprile praticamente si è trasformato in un buco nero che rischia di inghiottire anche gli investimenti fatti da tantissimi imprenditori, investimenti importanti. E vediamo appunto che proprio per quanto riguarda i servizi turistici, ricettività e ristorazione è stato perso il 75% dei contratti, qui si parla di lavoro, rispetto al 2019. Prima o poi bisognerà fare i conti anche con tutto questo, speriamo di non avere un bilancio troppo negativo. Allora, ci avviciniamo alla conferenza stampa di Luca Zaia, ci avviciniamo come sempre dando un'occhiata a quelle che sono i dati ufficiali che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Ricordiamo, questi sono i dati che risalgono a ieri sera alle 17, perché come sempre i primi dati, quelli freschi di giornata, li fornisce il governatore Luca Zaia all'inizio della conferenza stampa, quindi fra un minuto e mezzo ci saranno i dati nuovi. Andiamo a vedere però quelli di ieri sera, che ci confermano che c'è un calo ormai molto deciso per quanto riguarda gli attualmente positivi. A ieri sera erano 31.823. Non è un numero che in assoluto possa far stare tranquilli, però è calato di quasi 9.000 unità rispetto a solo qualche giorno fa, e questo è molto molto importante. I casi positivi riscontrati ieri, pur con qualche tampone in meno, con le situazioni domenicali che conosciamo, erano 272, molto pochi. Vi ricordiamo che eravamo a 4 cifre anche in questo caso solo pochi giorni fa. Il totale dei casi con un tampone positivo dall'inizio dell'emergenza coronavirus è ormai a quota 395.000
479, ci avviamo speditamente verso le 400.000 unità e speriamo poi si debba fermare lì il conto. I guariti sono 352.712 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Purtroppo c'è da fare i conti con un numero di decessi che è sempre troppo alto ed è quasi a quota 11.000, siamo a 10.944. È plausibile pensare che in un paio di giorni, purtroppo, viste le medie, forse meno di una settimana, si arriverà a 11.000 morti con il Covid dall'inizio dell'emergenza. Andiamo nella seconda parte della tabella che ci dice che la sanità per alcuni punti di vista sta reggendo molto bene l'urto di questa ondata, perché ci sono 1.806 persone ricoverate in area non critica, di cui 1.552, vedete, ancora positive, 254 che si sono negativizzate. Questo è un numero che scende, resta un po' in quota, poi scende ancora, però non desta particolare preoccupazione. Un po' più complicata invece la situazione legata alle terapie intensive, che sono 307, di cui 293 con persone ancora positive al coronavirus e 14 con persone che sono negativizzate. Davvero la forbice in questo caso è molto ampia, il rapporto fra negativizzati e positivi in terapia intensiva è questo e resterà questo. Vedete, le differenze sono 10 ricoverati in più, ovvio è un bilancio, quindi in realtà ci saranno dimissioni e nuovi ingressi, e restano praticamente uguali le terapie intensive, però è da molto tempo che restano su questa quota attorno alle 300-310 unità, e questo vuol dire che se dovesse arrivare un'ondata nuova, speriamo solo ipotizzabile ma non plausibile, la sanità veneta partirebbe da 300 terapie intensive già impegnate, più sono di solito 250 quelle impegnate con pazienti che non hanno il Covid, quindi siamo attorno alle 550 terapie intensive impegnate in Veneto di tutte quelle che ci sono, e potrebbe esserci qualche problema in caso di una recrudescenza forte dell'emergenza. Non sembra questo il caso però, perché avete visto i dati cala la pressione sulla sanità non critica, diciamo, cala la pressione dei tamponi. Purtroppo sono da segnalare anche 3 decessi. Tutto il resto ve lo racconta Luca Zaia. Buongiorno. Pronti, via, buongiorno a tutti. Partiamo subito con il bollettino. Tamponi molecolari 4.734.330, test rapidi 4.032.146. In totale sono 8.766.000 tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 587. Che rappresentano il 4,99 del totale dei tamponi, che sono 11.747. Vi ricordo sempre che questo è il bollettino meno attendibile della settimana, che è quello del lunedì. Quindi domani avremo certezza maggiore. Perché? Perché è inevitabile che fine settimana si possano accumulare dei dati. Totale dei positivi sono 395.794. Questo è il totale dei positivi che sono stati tracciati dal 21 febbraio. Il totale dei positivi di oggi è 31.687, che sono esattamente i positivi oggi in quarantena in Veneto, metà dei quali sono asintomatici statisticamente. I ricoverati sono 2.122, siamo sempre sopra il massimo di marzo, che era 2.068, più 24. Ma nello specifico sono più 26 in zona non critica e meno 2 in terapia intensiva. Quindi si entra ancora, perché in ospedale i nostri 70-80 ricoveri al giorno li facciamo sempre. C'è una flessione nelle terapie intensive. Voi avete visto 301 in terapia intensiva, più i non Covid, che sono 2,74 terapie intensive, fanno 5,75 le terapie intensive oggi occupate in Veneto.
Vi ricordo che a dicembre abbiamo passato le 700. Totale dei morti 10.952 più 11. Totale dei dimessi 19.003. Queste sono persone che sono entrate in ospedale e sono uscite vive. Allora, voi sapete che siamo ancora a settimana di zona arancione, nel senso che per i dati che abbiamo avuto, noi avremo oggi dei dati da zona gialla. Se avessimo la vecchia classificazione in corso, saremmo zona gialla. È pur vero che abbiamo ancora infezione, perché quando abbiamo ancora 70-80 ricoveri al giorno vuol dire che il virus sta circolando. Da questa mattina è partito il professor Baldo con le scuole sentinella, le prime scuole sentinella, per andare a regime con quel progetto, sapete, che noi avevamo già pensato e progettato con il professor Baldo, con la dottoressa Russo, già da gennaio, ma poi non avendo avuto le scuole chiuse non siamo mai riusciti a partire, perché ci vuole la materia prima, ci vogliono i ragazzi da testare. Questo ci darà una dimensione del grado di circolazione del virus. Per quanto riguarda il futuro, dopo magari vi darà un aggiornamento l'assessore Lanzarin. Stiamo lavorando come governatori, ovviamente con i gruppi di studio eccetera, per le nuove linee guida per le aperture. Io resto convinto del fatto che dovranno essere anche cambiati i 21 parametri. Voi sapete che tutti fanno la stessa domanda, no? Ma lei è d'accordo per la classificazione in zone? Il problema non è la classificazione, il colore della zona, il problema è come ci arrivi a quel colore. Perché ci puoi arrivare col turbo, cioè appena ti muovi sei già in zona rossa, oppure ci puoi arrivare in maniera molto più equilibrata. Allora io penso che un tagliando al modello di attribuzione delle zone sia fondamentale, quanto mai necessario, perché vi ricordo che al di là del fatto che adesso abbiamo aumentato le terapie intensive rispetto a marzo, abbiamo protocolli di cura che prima non avevamo, vi ricordo sempre che siamo i primi per monoclonali, anche qui noi veramente stiamo utilizzando anche 10 volte i monoclonali di alcune regioni, cioè noi siamo di fatto, penso che siamo sicuramente la prima regione d'Italia, ma quello che è al secondo posto ne ha forse un quarto dei nostri o giù di lì. E detto questo, c'è anche l'aspetto delle vaccinazioni, per cui è fondamentale capire che l'RCT di ieri non è l'RCT di oggi, visto e considerato che abbiamo già inoculato 1.100.000 vaccini. Vi confermo che sulle vaccinazioni stamattina abbiamo fatto una riunione importante, come lo sono tutte, ma stamattina siamo andati in approfondimento e stiamo parlando ancora di campagna vaccinale. Noi abbiamo 86.000 vaccini, quanti sono? 86, 88, non mi ricordo più. 87,374 oggi, stamattina. Considerate che nelle ultime 24 ore abbiamo fatti 21.000 se non ricordo male, 21.574, capite che noi bisogna andare avanti per fare una mano tirato per riuscire ad arrivare alle forniture che arriveranno tra mercoledì. Mercoledì dovrebbero arrivare i Pfizer, che nella migliore delle ipotesi avremo in uso il pomeriggio, nella peggiore da giovedì mattina. Ci sono già delle US che andranno, faranno mano tirato addirittura in sospensione, tipo Treviso o altre US, ma un po' tutte comunque sono a scartamento ridotto, perché noi arriviamo purtroppo troppo lunghi sempre negli ultimi 2 giorni, come sapete. La settimana è fatta di 7 giorni, noi i compiti per casa li facciamo in 5, e quindi è inevitabile che abbiamo 2 giorni di star lì Sinceramente potremmo anche distribuire in maniera più equilibrata, però è vero che poi tarare una macchina per uno sforzo e poi abbassare, andare via con il motore al minimo, rischia che poi quando arrivano numeri importanti devi investire tanto più sforzo per riportarla a regime. Quindi da un punto di vista industriale è sbagliato. Detto questo, il commissario mi ha confermato che arriveranno appunto i vaccini sia Astra che Johnson & Johnson sta settimana. Sono 136.000 di Pfizer
126.000 di Pfizer, 13.000 di Astra e 14.000 di Johnson, 14.006. Pfizer, Astra e Johnson, Moderna non pervenuto, sono già 2 settimane che non si sa che storia c'è. Capite che il commissario si è preso la briga anche di fare un calcolo della nostra capacità vaccinale, ha detto voi potreste andare via 25.000 al giorno, ma noi ormai siamo tarati per andare via molto più forti, ci vogliono vaccini. Cioè, io spero che il governo, che il presidente Draghi si decida a rompere quel muro che è rappresentato dal contratto europeo e di andare sul libero mercato, perché i vaccini ci sono, o quantomeno abbiamo ragionevoli certezze di dire che comunque di offerenti ce ne sono sempre in giro. Qualcuno si prende la briga, chi lo può fare, si prende la briga di andare al vedo a capire se questi vendono chiacchiere o vendono vaccini. Noi nel nostro programma ragionevolmente con queste forniture contiamo di chiudere gli over 60 entro giugno, entro l'estate. Se non ci fanno scherzi con le forniture, no, l'estate, scusami, entro l'estate, cioè entro il 21 giugno, cioè entro sì, ve lo stavo dicendo primavera, entro il 21 giugno, cioè prima dell'estate. Se non ci sono, diciamo, guai con le forniture come quelli che abbiamo avuto fino ad ora, verosimilmente noi abbiamo questo obiettivo. Stiamo facendo tutta una serie di conti con gli ingegneri gestionali capitanati dall'ingegnere Fattori e speriamo di poter realizzarlo, perché poi lo diciamo sempre, no? Su 100 over 60 3 perdono la vita se si infettano. L'età media dei nostri decessi è stata sugli 80 anni, 81 anni. Sappiamo che le persone a rischio sono i maschi sopra i 65 e le donne sopra i 75, quindi metterli tutti in sicurezza assieme a fragili e a vulnerabili significa aver fatto il 90% del lavoro. E stamattina ho incontrato la stampa estera alle 11, è stato un bel incontro, che anzi ringrazio per questo incontro. Abbiamo parlato di turismo. E vi ricordo che, vi do solo 2 dati del turismo, vi ricordo che di 70.260.000 presenze noi abbiamo avuto un calo 19 su 2020 del 54%, e vi ricordo che gli ospiti stranieri in Veneto valgono, di quei 71 milioni di presenze, valgono il 68%, cioè il 68% di quel blocco sono stranieri. E con tutta una serie di difficoltà che hanno avuto, abbiamo assolutamente pesando molto nel nostro bilancio, perché pensate che gli stranieri sono calati del 68%, cioè gli arrivi, le presenze, scusatemi, straniere che rappresentano il 68% del nostro totale sono anche calate del 68%, quindi 54% in generale calo delle presenze, rapportate solo agli stranieri 68, cioè gli stranieri pesano di più, giustamente, no? E quindi hanno avuto anche un calo più importante. Abbiamo parlato di una stagione che noi confermiamo. È stata utile questo incontro perché, giustamente, parlando da Mosca, Danimarca, gli Stati Uniti, insomma c'erano un po' tutti, veramente c'erano molti, gli spagnoli, i francesi, gli ungheresi hanno parlato, hanno fatto domande. Ne viene fuori che c'era, obiettivamente ancora non era stato colto il fatto che noi apriamo, cioè, la stagione turistica, il Veneto la conferma, e poi vedremo come declinarla rispetto a tutte le linee guida eccetera, ma come l'abbiamo persa l'anno scorso che non eravamo neanche vaccinati, a maggior ragione uno dice per una logica, diciamo, proprio conseguenza affronteremo anche questa partita. Sono molto interessati, devo anche dire che c'è già un incremento di prenotazioni, questo me lo dicono gli operatori, cioè i loro ospiti stranieri si stanno interessando, e io ho ringraziato in apertura Anthony Fauci,
Ieri c'è stata un'agenzia rilanciata a livello internazionale, hanno chiesto a Anthony Fauci quando si tornerà al turismo, e lui ha detto male che vada entro l'autunno, e io non vedo l'ora di tornare in Italia, quindi ho ringraziato Fauci, perché sicuramente uno statunitense che viene in Italia non può non passare per Venezia e per il Veneto. E c'è molto interesse, ma veramente molto interesse. Credetemi, non mi sarei mai aspettato tutto questo interesse rispetto ad avere informazioni, no? La stagione culturale a Venezia riparte, le grandi navi, ci saranno le spiagge aperte, i campeggi, mi hanno chiesto dei campeggi e un po' di informazioni in generale. Ecco, il mondo è interessato a capire quali saranno le regole. Allora, io ho già detto una cosa: a meno che Roma non ci fermi, per noi chi ha il vaccino non ha nessun problema, che non cominciamo a fare distinzioni, ma chi te l'ha fatto, ma dove l'hai fatto. Ci sarà una dichiarazione, tutti erano allergici al passaporto sanitario, adesso vedete che bisognerà chiedere qualcosa, no? Quindi prima roba, perché ci hanno chiesto, ma quelli che si sono vaccinati, io penso che hanno le porte aperte in Veneto e noi faremo di tutto perché siano aperte, ma penso anche in Italia, spero. Dopodiché molti sono preoccupati del fatto di queste mini quarantene, tamponi prima, tamponi dopo. Lì dovremmo lavorare, ne parlavamo anche stamattina in riunione anche con l'assessore Lanzarin, dovremmo lavorare con le nuove linee guida, perché il turismo non deve essere una complicazione della vita, nel rispetto della salute e di tutto. Tanto ci sono già gli esperti che dicono che bisogna chiudere tutto, no? A tutte le ore bisogna chiudere tutto. Cioè, voi avete capito che se tu dici che fai lockdown hai la certezza matematica che il virus non gira più, perché non gira neanche più nelle persone, le chiudi in casa, se non serve avere diesel aureo per fare queste robe. Allora, la vera sfida qual è? È aprire con gradualità, affrontare, ed è esattamente quello che sta facendo il gruppo di lavoro, e sta settimana chiudiamo sto lavoro per le regioni, affrontare tutto quello che è una nuova frontiera. Io penso, insomma, le palestre, i ristoranti, i bar. Io non è che faccio il chiusurista o l'aperturista, vi dico che ormai noi dobbiamo metterci in testa che dovremo convivere con questo virus, e i cittadini devono capire che le regole vanno rispettate in maniera ossessiva se vogliamo evitare, perché finché mi arrivano un centinaio di persone tutti i giorni in ospedale, che sono la punta di un iceberg di un sacco di contagiati, perché abbiamo detto che 100 rappresentano il 5% dei contagiati della giornata, diciamo così, vuol dire che c'è ancora molta gente che si contagia, in qualche maniera si contagia. Beh, insomma, la riunione con la stampa estera sul turismo è stata molto positiva, e voglio ringraziare tutti i nostri operatori perché hanno saputo lasciare e costruire un buon rapporto con la comunità internazionale, e questo si è percepito anche oggi in questo colloquio che ho avuto un po' con tutti i giornalisti. Chiedono che posizione abbiamo sui vaccini non autorizzati, e io ho confermato, l'ho chiesto fra l'altro una giornalista vera della TASS, quindi russa, io ho confermato che bisogna uscire dalle posizioni ideologiche, che fino ai vaccini noi non ci siamo mai preoccupati di capire la provenienza dei farmaci che assumiamo. Ditelo. Tutti noi non siamo mai andati a vedere se è fatto in UK, Russia, Cina o da altre parti. Con i vaccini sembra che la geografia sia sinonimo di validità. Questo ce lo devono dire le autorità regolatrici, però è giusto che se c'è scienza sia messa in campo. Cioè, i cinesi con Sinovac hanno vaccinato 165 milioni di cittadini, è il dato di ieri, io vi ho detto 140 milioni, ma adesso aggiornato. Sembra che abbiano una risposta anticorpale mediocre o media rispetto a quello che hanno altri vaccini, ce lo diranno le autorità. Così Sputnik, insomma, è stato inoculato a molti cittadini, così altri vaccini come Novavax, CureVax, cioè tutti i vaccini che comunque magari sono anche autorizzati, pensate, dall'FDA, e qui ancora da noi non si possono utilizzare. Noi siamo senza vaccini, non ci sono vaccini, io non so più in che lingua dirlo. Cioè, purtroppo noi la viviamo più peccaminosamente perché sappiamo che possiamo farli, perché se tu vai via con una capacità ridotta di inoculazione, cos'è che succede? Che non è che ti dici mi mancano, perché c'è sempre il magazzino pieno. Cioè io riporto la situazione e dico
è un'opportunità di vita e di economia per un territorio. Noi dobbiamo vaccinare e spero che qualcuno a Roma si decida ad andare a comprare questi vaccini. Ultimo aspetto, mi hanno chiesto, così vi evito, magari, che non vorrei mai che trovaste delle dichiarazioni, è l'ultima che mi ricordo, mi hanno chiesto cosa penso delle isole Covid free. Io ho detto che io sono a favore, la nostra si chiama Veneto. Cioè non esiste che io vado a immunizzare una località a scapito delle altre. Tutti i miei veneti hanno diritto ad essere vaccinati, punto. Se qualcuno lo vuole fare in giro per l'Italia lo fa con i vaccini suoi, non ci devono essere forniture perché vuol dire che li sottraggono anche a me è Veneto, giusto? Terzo aspetto, e quindi non entro nelle scelte individuali. Terzo aspetto, ricordo che c'è sempre un aspetto etico e di programmazione, che noi a livello nazionale abbiamo l'obbligo di vaccinare gli over 80 e poi a scendere. Quindi per fare progetti Covid free vuol dire che si sceglie di andare a vaccinare 20enni, 17enni, 30enni. Però la posizione del Veneto è che la nostra isola si chiama Veneto, quindi non andremo a cercare comunità o altre robe. Tutti si meriterebbero, signori, da Cortina a Venezia, che non dovevo dirla per prima, piuttosto che la Val Zoldana o il Delta del Po o Bardolino o altre località, sì, tutti avrebbero diritto a dire Covid free. Ma per noi Covid free deve essere il Veneto, quindi la proposta sostanzialmente il Veneto la fa per il Veneto, quindi ci diano i vaccini che facciamo Veneto, isola Covid free. Basta. Allora, domande: Tosato, Moscati, Lanzani e Di Gennaro. Buongiorno. Buongiorno. Mi sembrava un po' strano che lei non fosse d'accordo col suo amico Bonaccini sulle isole Covid free, veramente. No, ma guarda, cioè sinceramente non so, non conosco la posizione di... No, è identica alla sua, no? Non voglio dire che sia una cosa concordata, ma insomma evidentemente... concordata zero, che non ho neanche sentito io Bonaccini. Ma evidentemente avete un modo analogo di ragionare. Comunque... Ma è buon senso, scusate. Soprattutto i nostri imprenditori, i nostri cittadini mi scrivono e mi dicono: ma scusa, ma i vaccini apre quell'isola dei Chisei? Cioè, ci siamo capiti, no? Ecco, la domanda riguarda i tempi delle riaperture, perché ci sono anche qui mi pare delle opinioni discordi, non soltanto tra governo e regioni, ma anche all'interno del governo. C'è il ministro Speranza che sta frenando, dice che non bisogna bruciare i tempi. Non si comprende bene, forse lei la comprende visto che ha interloquito, la posizione del Presidente del Consiglio, che da una parte dice che la ripartenza è indispensabile, però deve avvenire con gradualità e deve premiare in qualche modo le regioni che vaccinano di più, che vaccinano in maniera più appropriata. È possibile ipotizzare, non dico un calendario, ma dare agli operatori e ai cittadini una prospettiva temporale? Per esempio, a maggio succederà certamente qualcosa, sì. O hai forse anche questo? No, secondo me succederà. Allora, partiamo dal presupposto, il decreto approvato dal 7 di aprile prevede che ci sia un tagliando prima del 30 aprile, quindi si sta lavorando per quello, il famoso 20 aprile, no? Poi verranno, non verranno, io non ve lo so dire perché il decreto è del governo, non è della Regione Veneto. Però siccome i gruppi di lavoro, dopo l'assessore vi darà un aggiornamento, stanno lavorando per conto della conferenza delle regioni in vista di questa tappa, io dico che noi non stiamo facendo gli eroi, non vorrei mai che qualcuno poi fra qualche settimana dice guarda che situazione sanitaria, Zaia allora diceva di aprire. Io dico semplicemente che l'emergenza sanitaria c'è, abbiamo 2200 persone in ospedale, però è pur vero che da qui all'infinito abbiamo la certezza matematica che torneremo tutti liberi, giusto? Se si tratta di capire qual è lo spazio da qui all'infinito.
ma non è che possiamo preoccuparci il giorno dell'apertura di stabilire le regole. Io penso che verosimilmente a maggio o a fine aprile, se poi il governo deciderà questo, si comincerà ad allentare. Tanti dicono, ma anche nel gruppo di lavoro, il tema degli spazi aperti da privilegiare, eccetera. Ma comunque sarà un lento, graduale allentamento. Guardate, questa fase qua l'abbiamo vissuta l'anno scorso, è inutile facciamo finta di non conoscerlo. Cioè, on-off non esiste tutti chiusi, tutti liberi. Se si allargherà, considerate che partiamo però da un presupposto che l'anno scorso non avevamo col fine lockdown del 4 maggio, che noi abbiamo tutte le aziende aperte, tranne ovviamente bar e ristoranti e le palestre, eccetera. Mi si perdoni quelli che non ho ricordato, gli spettacoli viaggianti, mondo di intrattenimento e altro, però la massa delle attività produttive opera non è mai stata chiusa, quindi la nostra graduale apertura è rivolta a quella soprattutto nicchia che ancora è chiusa. Non dimentichiamoci sto passaggio, perché non stiamo pianificando linee guida vi ricordate che l'anno scorso a maggio, aprile pianificavamo come aprire le fabbriche, che distanziamento dare e le mascherine, queste robe qua non le abbiamo tutte superate, quindi sarà molto più veloce anche la procedura. Un'altra cosa che volevo chiederle per quanto riguarda l'accenno che lei ha fatto alla campagna di prevenzione con le scuole sentinella. Sì. Magari forse l'assessore può dirci qualcosa di più. No, ma l'assessore se lo segna, facciamo così per evitare. Allora l'assessore si segna e poi vi dà lei. Ah, ma dai dopo. Va bene. Sì, diamoli dopo, segnati. Ti ricordi? Sì. La ringrazio. Basta, quindi Moscati, Nuovo Terraglio, poi Di Gennaro, Venezia Today, Vanzan, Il Gazzettino. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Io ho due richieste da parte sempre riguardo alla vaccinazione. C'è una persona... Ma il signore abbiamo vaccinato, no? Il signore, sì. Il centenario la ringrazia molto, ci segue sempre. E sta bene. A domicilio abbiamo vaccinato. Sì, anche se lui si sarebbe spostato. Adesso non stiamo a dire che si sarebbe spostato. Se andai a domicilio vuol dire che non si spostava. Sono stati loro a volere, perché lui fa l'orto, per cui insomma. Sì, però 100 anni mi sembra che 101 per l'esattezza. Abbiamo fatto un'opera di bene. Sì, e lui ringrazia perché sta benissimo. È un suo diritto. Ma comunque sarebbe stato vaccinato. Volevo dire una roba, scusate, che l'abbiamo detta stamattina in riunione. Vi diremo, adesso stiamo facendo un conto, perché stiamo già in alcune realtà, tipo a Vicenza la Berica, abbiamo finito e già prenotato gli ultimi over 80, piuttosto che nella Pedemontana o da altre parti. Allora qual è il tema? Stiamo facendo un conto oggi in giornata, abbiamo già una tabella, per capire esattamente proprio i residuali, cioè quelli che non si sono mai presentati, non hanno risposto, sono vivi, ma non ci hanno neanche detto guarda io non voglio vaccinarmi. C'è molti che mai dicono io non voglio vaccinarmi. Stiamo facendo una tabella per capire quali sono i numeri e per poi fare un provvedimento settimanale e chiudere gli over 80 se ce la facciamo già sta settimana, perché sono poche unità. Per dire, Vicenza ha richiami da fare per 1500 over 80 che non si sono proprio presentati. Allora, prego? Non ho capito, scusa. Non si sono presentati, non hanno fatto neanche la... Sì, zero. E quindi vengono intercettati grazie all'aiuto dei sindaci, con le lettere, cercando con le telefonate. Però vi daremo tutto nei prossimi giorni, nel senso che il nostro obiettivo è quello di, se riusciamo, chiuderli in settimana. Quindi fine over 80, via. Fine vuol dire che comunque anche quello che deve fare la seconda dose è già fissata e tutto. Perché il calcolo si fa così, no? Sì, vengo alla domanda di questa persona over 70 con problematiche di salute, cioè adesso non ricordo il codice, però insomma oncologica, che ha fatto il vaccino, però nella sua, diciamo in quel foglio che è stato rilasciato, come ad altre persone, è messo solo l'appuntamento e non che tipo di vaccino. Ora, siccome ha avuto delle problematiche... Ma dove l'ha fatto? L'ha fatto su Marittima, mi pare, Venezia, sotto l'ASL Serenissima.
E io mi ha mandato la foto proprio perché diceva... Se la manda a Carlo, dopo lo verifichiamo col direttore. Perché effettivamente gli altri, almeno ho visualizzato anch'io, hanno tutto il lotto, vaccino, eccetera. Ecco, questo qui. E seconda cosa, invece, mi segnalavano i medici vaccinatori che hanno delle problematiche, volevano fare un appello, insomma, per... Ogni volta che arriva la persona, che parliamo di over 80, che magari è in buona salute, per il quale loro pensano di destinare l'AstraZeneca, si instaura una grossa discussione e tante volte è un problema che si trascina, per cui non so, questo poi in tutta Italia, però me l'avevano segnalato su Treviso. E chiedono se si può fare un po' di chiarezza, perché ovviamente il medico è lì per stabilire quello che uno può fare e non può fare, ma invece purtroppo con tutta questa... No, ma la chiarezza la facciamo subito, e l'unica persona deputata a decidere qual è il vaccino da praticare è il medico a seguito dell'anamnesi. Quello che dice il medico è legge, punto. Cioè, i miei genitori hanno fatto AstraZeneca. Certo. Cioè, tanto perché non ci siano dubbi. E io cosa dico? Dico semplicemente che o ci fidiamo dei medici o non ci fidiamo, ma se una persona pensa di andare al centro vaccinale e decidere anche il vaccino, può stare a casa. Perché noi non possiamo vedere la foresta che cresce, che fa il vaccino correttamente, segue, eccetera, e dopo qualcuno che è già capitato che arriva con l'avvocato, senza neanche sapere che vaccino gli propongono. Siamo a sti livelli, Sì, ma infatti telefonano anche in diretta al medico, si intromettono anche i medici. E i medici di base, peraltro, sono gli unici titolati, oltre a quelli dell'anamnesi, a parlare del proprio paziente, perché il medico di base che va a far lui direttamente sa già che vaccino può fare, perché conosce il paziente. Okay. Ma non esiste che il vaccino lo decide il medico, non si mercanteggia, non si negozia il vaccino. Grazie. Prego. Abbiamo Di Gennaro di Venezia Today. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Brevemente, in realtà, visto che prima si parlava di turismo, di stagione balneare, volevo capire un po' meglio che tipo di rassicurazione ha dato ai giornalisti esteri, ma in generale su quali elementi magari intende puntare la Regione adesso nel momento in cui si promuove la stagione balneare, la stagione estiva, soprattutto con l'estero, appunto gli elementi di cui si accennava prima, il passaporto sanitario, ma anche ad esempio l'assicurazione di cui si parlava, l'assicurazione sanitaria. Sì, no, io vorrei dire questo, che intanto è stato utile perché giustamente noi nella comunicazione non bisogna mai peccare di presunzione. Il mondo intero si chiede come andrà la stagione turistica italiana, e quando si chiede questo pensa a Venezia. Cioè, tu pensi agli Stati Uniti, pensi a New York, no? Cioè, funziona così. Poi sono grandi gli Stati Uniti, c'è Los Angeles, c'è un sacco di roba. Però, e quindi noi abbiamo parlato dal Veneto, che ha la sua capitale che è Venezia, e abbiamo detto noi ci stiamo organizzando. Hanno apprezzato anche il racconto che ho fatto dei vaporetti che vanno a vaccinare per le isole, per loro è una roba unica. Sapevano già molti della grande campagna di vaccinazione, questa è passata a livello internazionale che sta facendo il Veneto. Anche questo aiuta, lo diciamo sempre ai dirigenti, guardate che non è solo un'opportunità di vita, ma di autorevolezza a livello internazionale, perché poi uno passa, il primo, e il secondo anche se ha fatto un vaccino di meno, non lo citerà mai nessuno. Gli abbiamo detto che saremo presenti in tutte le fiere, che confermiamo By Veneto, fiere quando apriranno, ma soprattutto, guardate, sembra quasi banale, abbiamo confermato, perché voi capite che a livello internazionale si rimbalzano notizie a volte che arrivano veramente disgregate, distrutte. Ci abbiamo detto, noi siamo pronti, tanto è vero che i turisti più affezionati hanno iniziato a prenotare. Addirittura una giornalista danese o svedese mi ha chiesto, ma mi ha anche detto il nome del campeggio, no? Che è il più grosso, posso dire l'Union Lido, il più grande, che fa, se non ricordo male, sulle 11.000 presenze al giorno. Mi fa, ma i campeggi saranno aperti?
E io ho detto: guardate che noi già l'anno scorso ci avevamo aperti i campeggi, figuratevi se quest'anno non apriamo. Noi vogliamo aprire tutta l'offerta turistica, perché essere chiusi a giugno, luglio, agosto vuol dire che allora deve essere accaduto qualcosa con il Covid di imprevisto, di imprevedibile, ma ad oggi insomma ci sembra di aver capito che questa sarà l'evoluzione. Ok? Posso fare la maleducata e introdurmi un argomento solo per non riflettere, mi consenti un secondo? Per quanto riguarda l'apertura, hanno chiesto una data? Presidente, che no. idea ha? Perché Confturismo Veneto ha lanciato un appello a livello nazionale, perché sappiamo bene che non dipende da lei, però da lei come regione intendo, però alla fine si rischia di perdere tutto il flusso di turisti tedeschi e austriaci di Pentecoste se si andrà a giugno. Hanno avuto un pressing, hanno fatto pressing su questo? No, su questo no, ha parlato un tedesco che è Frank, non mi ricordo più il cognome, ma no, non abbiamo parlato di date, cioè loro sanno che la comunicazione che noi diamo è che non ci sarà scritto chiuso, nel senso che poi su Pentecoste è una partita importante, ma che rientra sempre nel ragionamento che stiamo facendo con il tavolo per le riaperture. Però sapete, poi la condizione sine qua non per accelerare è la condizione sanitaria. Avete visto, un'isola che era bianca è diventata rossa e fortunatamente gran parte dell'Italia è arancione, ma dietro quell'arancione molti sono già in giallo. Però ad esempio avere ancora la Sardegna rossa è ovvio che a Sardegna anche quello è un elemento di comunicazione. Tutti speravamo che fosse bianca. Di Gennaro, ok? Sì. Vanzani il Gazzettino, poi di nuovo Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei dice: spero che qualcuno a Roma si decida ad andare a comprarli, intesi vaccini non autorizzati, cioè secondo lei li dovremmo comprare anche se non c'è il via libera di EMA e di AIFA? Allora, i vaccini non ci sarà mai nessuno in Italia e in Europa che utilizzerà vaccini non autorizzati, EMA, perché ne nasce anche un problema giuridico importante. Pensate solo un caso avverso o un decesso cosa significhi per un... Però è pur vero che tra gli autorizzati c'è un continuo pullulare di fermento sul mercato, quindi che qualcuno vada a vedere, no? A noi è stato proibito. Poi può essere vera la tesi di chi dice questi vendono chiacchiere, non hanno nessun contatto, oppure può essere vera la tesi di altri. Però resta inteso che in giro per l'Europa si sta vaccinando, quindi di vaccini qualcuno ce li ha, qualcun altro no. Voi fate la domanda quando avete l'incontro con il governo tra regioni? Sì, perché, io lo faccio sempre. Perché gli altri stati europei hanno forniture superiori a quelle dell'Italia? La risposta è che ti dicono che nell'ambito del contratto europeo le quote sono stabilite. Dopodiché io deduco che se c'è qualche paese che sta vaccinando di più vuol dire che trova vaccini in altra maniera. Non ho altre risposte. Allora, non mi puoi dire che AstraZeneca non ce n'è sul mercato quando la Gran Bretagna è riuscita a vaccinare il 40% dei suoi cittadini. A me sembra ovvio questo, no? O Pfizer non ce n'è quando gli Stati Uniti fanno 1 milione di vaccini al giorno. Cioè si vantano di fare i famosi 100 milioni in 100 giorni dei primi 100 giorni di Biden. Questi sono i dati. O lo Stato di Israele che ha vaccinato tutti con Pfizer. Seconda domanda, dovremmo convivere con il virus, ha detto, ma rispettando le regole, quindi lei è del parere che si potrebbero tranquillamente aprire ristoranti, palestre, facendo attività fisica, facendo il pranzo e la cena all'aperto, ad esempio? Cioè, cosa vuol dire convivere con il virus ma di rispettando le regole? Si apre o non si apre? La regola della convivenza è che noi dobbiamo prendere atto che se pensiamo di aprire, ecco, forse la spiegazione ben venga a questa tua domanda, se pensiamo di aprire quando il virus non ci sarà più, non apriremo più. Perché io immagino il futuro, io non sono un esperto, quindi ho anche la licenza magari di dire qualche cretinata, perché non ho una formazione scientifica a quei livelli, però immagino che
Immagino una sanità nella quale avremo dei pazienti residuali i prossimi mesi, i prossimi anni, e diranno è un malato di Covid. Già oggi è un'altra roba rispetto a un anno fa dire un malato di Covid, no? Pensate fra un anno, 2, 3, ma immagino anche che faremo un richiamo del vaccino tutti gli anni per rinnovare, diciamo, la risposta anticorpale magari a delle mutazioni. Quindi quando dico convivere, dico prendiamone atto che a un certo punto dovremmo cominciare ad aprire. Secondo me, rispettando le nuove linee guida che stanno facendo, partendo appunto da queste realtà, dalla ristorazione, palestra, queste robe. Però ovviamente sempre con l'autorizzazione del mondo scientifico, cioè del CTS, Comitato Tecnico Scientifico. Cioè, a parte il fatto che in contrapposizione non si riesce a fare nulla, però so che anche loro stanno valutando questo aspetto. Sui vaccini ancora, quando lei diceva ne abbiamo 87.374 questa mattina, cioè quelli che sono nei magazzini, ai quali si aggiungeranno le forniture che ha annunciato con il punto di domanda di Moderna, sì. Questo entro la settimana? Bene. Purtroppo sì. Potete fare nei prossimi giorni ribadire con chiarezza cosa succederà con i disabili, i familiari dei disabili, sì. I parenti degli anziani, eccetera, perché come in passato, anche in questo caso ogni US sta procedendo, alcune US vaccinano, altre dicono no, gli accompagnatori non abbiamo disposizioni, eccetera. Abbiamo molte segnalazioni, sono tutte puntuali, forse sarebbe il caso, visto che il direttore di Azienda Zero la settimana scorsa ci ha detto settimana prossima dalla metà circa, se ci fossero delle indicazioni. Noi abbiamo in programma chiare. Mercoledì di portarlo, c'è un quadro, stamattina ne abbiamo parlato, ovvio che noi adesso stiamo spingendo su, a parte i vulnerabili, stiamo spingendo tantissimo sul chiudere gli over 80 e il blocco dei 70-79. Sì, tenga conto Presidente che il numero verde probabilmente non è stato ancora implementato con le 100 linee da lei annunciate, ma ancora non risponde. No, le linee ce le ha, il problema è che tutti lo utilizzano. Se volete io vi do la controprova, stiamo anche pensando a questo, per far vedere che si libera. Basta aprire le agende a un pagherò, cioè dire fissiamo tutti, dopo vediamo cosa succede, se non arrivano i vaccini, state tranquilli che nessuno chiama più il numero verde, e poi questo è il tema. Quindi per metà settimana avremo un quadro completo? Sì, e considerate che sul numero verde potremmo anche, se ti ricordi, recuperarvi anche la mole di telefonate di ogni giorno, perché noi ce le abbiamo tutte registrate, cioè se noi volessimo andare a sentire una telefonata abbiamo modo di sentircela. Quindi magari vi portiamo anche a domani l'evoluzione delle telefonate, ci va 5, 6, 7 mila telefonate al giorno. Sì, certo, ma oltre ai numeri, Presidente, la gente, quella che vuole prenotarsi, vuole capire io sono l'accompagnatore dell'anziano, sì, io chiaro. sono la convivente, io sono la moglie, il marito. Ecco, c'è ancora chi pensa, in alcune USL dicono vi metteremo in una lista, sono arrivate anche queste segnalazioni, si presentano gli anziani e dicono già che ci siete, vaccinate anche mia moglie o mio marito, risposta al momento non abbiamo, vi chiameremo e vi inseriremo in una lista. C'è questa disposizione oppure sì, non c'è? Sì, ma guarda che la disposizione noi l'abbiamo annunciata 2 o 3 volte, nel senso che la disposizione è che l'accompagnatore dal lunedì, abbiamo detto ancora venerdì scorso, non si vaccina più. Il famoso accompagnatore over 65. Perdonami, ma io avevo capito tu parlavi dei disabili. No, quello è un altro tema. Per quello chiedo se ci date un quadro sinottico. Allora, tutti gli accompagnatori di persone che vanno a vaccinarsi solo perché sono chiamati per una fascia di età, cioè gli over 80 e gli over 70, cioè dai 70 anni in su per andare a vuoto per pieno, non hanno diritto alla vaccinazione. Non c'è più, perché abbiamo detto, è partito il portale, sono partite le prenotazioni, infatti non abbiamo problemi. Per quanto riguarda la disabilità e la fragilità, come per gli oncologici, c'è un accompagnatore e lo dobbiamo definire, tanto ora nella riunione domani mattina dobbiamo stabilire delle regole, perché c'è anche chi dice ma siamo i 2 genitori del bimbo disabile, li vaccino tutti e 2 o uno solo, e poi se sono giovani abbiamo scelto di farne uno, però la direttiva per le ULS la discutiamo domani mattina. Grazie. Però utile la domanda perché così abbiamo chiarito. Dai 70 anni in su l'accompagnatore non viene vaccinato. Per cortesia, cos'è che fanno? Dicono vi mettiamo su una lista perché hanno un po' di nomi raccolti e ne approfittano per caricare eventualmente se hanno spazi, solo questo.
Giacomuzzo e Marco Bonet. Il Presidente, per concludere il discorso, anche insegnanti, personale scolastico, basta. Adesso siamo in una fase di attesa. In che senso? Per tutte quelle categorie lì. Quindi le categorie essenziali al momento le dobbiamo fare, ma in questa fase siamo concentrati sugli anziani. Penso che le categorie essenziali condividano. Quindi allora si mettono in stand-by adesso, poi verranno eventualmente... Sì, no, noi ce l'abbiamo in programma, però abbiamo delle priorità. C'è un'ordinanza che noi avremmo auspicato fin dall'inizio. Certo. Perché vorrei ricordarvi un giorno anche come sono nate queste categorie essenziali. La domanda che... Hanno detto anche a me che ero categoria essenziale, pensate voi. Il Presidente è sempre essenziale. Esatto, ma no per farsi vaccinare. Dipende per cosa. Chiedevo, Presidente, poi per quanto riguarda i richiami. Ci aveva annunciato venerdì di un provvedimento del generale Figliuolo per posticipare a 42 giorni. Sì, è arrivato. L'AIFA dice però, testuale, che l'intervallo ottimale è e resta 21 giorni per Pfizer e 28 per Moderna. Qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni giorni la seconda dose, la Commissione precisa che al massimo non è possibile superare l'intervallo di 42 giorni. Sembra quasi, mi viene da dire, che sia una Noi indicazione facciamo 42 giorni. Ecco, allora la scelta del Veneto è comunque sempre 42 giorni. Certo. Ok, grazie. Chiunque? Di Pfizer e Moderna. Da 21 a 42. A posto, Cristina? Mentre AstraZeneca 12. 3 mesi, sì. Sì, considerate che diciamo ai cittadini, ricordiamo ai cittadini che dopo la prima dose, dopo 10-12 giorni c'è già risposta anticorpale importante, cioè non è che uno va via e deve aspettare la seconda dose per avere anticorpi. Marco Bonet. Tant'è vero che la Gran Bretagna ha deciso di fare una dose a tutti, secondo me intelligentemente, cosa che noi non abbiamo potuto fare. Presidente, buongiorno. C'è speranza per il Veneto di anticipare l'apertura a prima di maggio sulla base dell'incrocio dei dati epidemiologici e delle vaccinazioni, cioè al 20? C'era questa ipotesi che alcune regioni dove le cose stanno andando bene. Ci può essere un'ipotesi, ma sarà nazionale, non relativa solo al Veneto. Se c'è questa possibilità, sarà data a una serie di regioni che hanno dei parametri buoni. Sì, esatto, ok. Quindi sempre su base regionale, però per più regioni. Immagino questo. Quindi se ne sta parlando. Poi sul tema degli approvvigionamenti dei vaccini, in queste, cioè Figliuolo prospetta qualche soluzione durante questi incontri, perché ormai è diffuso in tutte le regioni, insomma oggi Corriere la spara tutta paglia, mancano i vaccini e quindi... ma quando lo dicevo io dicevo che era un provocatore, adesso vedo che sono tutti che manca vaccini. Cioè voglio dire, lui, il commissario... Allora, il commissario col quale io ho un ottimo rapporto, l'ho sentito anche ieri, lui resta fiducioso sulle forniture che arriveranno da maggio. Mi metto anche nei loro panni, onestamente, perché se ti trovi AstraZeneca che comincia a tirare freno a mano, vai in difficoltà, no? Come abbiamo avuto la difficoltà, per nessuno se la ricorda più, con Pfizer, che è sparito nelle forniture all'inizio. Vi ricordate che c'è stato il buco? E adesso ce l'abbiamo con Moderna. Allora, lui si sente sicuro delle forniture di maggio. Tanto è vero che oggi ha mandato anche un prospetto fino al 29 di aprile, forse nel telefonino l'ho mandata prima, sulla chat, sanità. Eccola, c'è questa qua, grazie. Ci ha mandato 2 prospettive che, come si può dire, sono più utili a chi è disorganizzato che a chi è organizzato, però sono utili. Settimana dal 9 al 15 e settimana dal 16 al 22. Parliamo di aprile. Ha scritto ha fatto una tabella per tutte, poi ve la mandiamo, cioè, insomma, sì. Per tutte le regioni. Il Veneto dice: guardate, voi avete nella prima settimana 176.700, nella seconda 176.699 dosi, quindi voi potete fare al giorno, ha fatto una sorta un po' di, come si può dire, di controllo di gestione, 25.243, ma noi le sappiamo già ste robe, ma ben venga che sia inquadrata così,
Però quelle sono le dosi che ci dice da qui nelle prossime 2 settimane, cioè questa e quella dopo. Per arrivare a 310.000 a livello nazionale. Quante? Scusa. 310.000. Le famose 310.000 a livello nazionale, sommando tutte le regioni ovviamente. 25.000 per arrivare ai 310.000. A giorno? Sì, sì. Giorno. Al giorno. Ho capito. Va bene. Un'ultima cosa sulle case di riposo, se ci sono novità. Dopo si segna, quindi sono 2. Basta? Grazie ragazzi. No, scusi, No, c'è sui vaccini. Filippo? Sì. Era soltanto sulla questione vaccini, no? Anche qui segnalazioni che arrivano. Sì. Sblocco positivo per gli oncologici, però ci dicono, soprattutto nel Padovano, problemi ancora con i disabili, che non sanno bene, non riescono spesso a iscriversi, non sanno bene a chi spetti indicarli come categoria. È una cosa che viene segnalata spesso. Dopo fa l'assessore del CEDO. E per concludere, proprio nell'ULSS di Padova, nel lab, ci sono 1500 posti liberi tra oggi e domani. L'affluenza però è molto inferiore e viene segnalato sia un rifiuto da parte di una percentuale di over 80 di AstraZeneca che una difficoltà a prenotarsi. Fatto sta che ci sono meno vaccinandi che ma Padova fra l'altro è una comunità, dicevo prima oggi, stamattina era semivuoto lo diceva Fortuna oggi, che fra l'altro noi non abbiamo vaccini per tutti e quindi se poi nello specifico avete bisogno di un focus su Padova, oggi vi mettiamo in contatto con Fortuna, cioè quello che possiamo fare, perché oggi Fortuna ha detto guarda io vaccini qua, fine, quindi è probabile che ci siano posti vuoti dove non ci sono vaccini, semplice. Cioè se è l'operatore che ti chiama per capirsi, dice guarda avremo... No, ma sembra che la situazione sia opposta, cioè che ci sia una disponibilità di vaccini, un'affluenza però inferiore di persone e un rifiuto parziale, non tutti, ma sono parziale di AstraZeneca. Questo mi dico. Mi sembra un racconto un po' strano, perché abbiamo fatto la riunione alle 9 e non era proprio così, anzi ci si lamentava che non aveva vaccini, che doveva chiudere, fai conto te. Ma parlo di stamattina. Scusi Presidente, Johnson & Johnson, vi ha detto niente figliuolo? 14.006 sta settimana ne arrivano venerdì, 14.650. Però non abbiamo ancora l'indicazione di Prego? Scusi, una quota parte di Johnson & Johnson sarà Questi presente? sono nostri? Ah, solo per noi? Sì, sì, che sono come fossero 28.000 più, perché c'è una dose sola, quindi facciamo 14.650 cittadini. Prima e seconda dose tutto in un giro solo. Non c'è ancora indicazione di Alfa, dobbiamo aspettare indicazione di Alfa. AIFA ci darà indicazione, però comunque viste le prenotazioni che abbiamo noi andiamo avanti nei centri vaccinali e qualcosa si darà ai medici di base, insomma siamo sempre con poca roba rispetto a quello che ci servirebbe. Adesso posto la parola all'assessore. Grazie, buongiorno. Prego Assessore. Allora, sui gruppi di lavoro avete già scritto, avete visto il comunicato, ci sono i 2 gruppi di lavoro, quello sui parametri, sulla revisione dei famosi 21 parametri che era previsto nel decreto di inizio marzo, mi sembra, insomma, che c'era un articolo, adesso non mi ricordo quale, che sta lavorando con Istituto Superiore di Sanità, con Ministero. C'è un incontro oggi pomeriggio, mi diceva la dottoressa Russo, per cercare anche di chiudere, di fare delle proposte che probabilmente porteremo un'informativa giovedì che c'è conferenza delle regioni. Per quanto riguarda invece l'altro gruppo di lavoro, quello sulle linee guida di riapertura, che è lo stesso gruppo di lavoro che si era creato giusto un anno fa, e che aveva prodotto tutte le famose linee guida, quelle anche poi uscite anche in collaborazione con l'INAIL, vi ricordate, su tutti i settori. Si è già riunito da un punto di vista tecnico, c'è un incontro domani, poi ci sarà un incontro di chiusura mercoledì per presentare le prime revisioni delle linee guida giovedì in conferenza delle regioni.
Ci stiamo concentrando su bar, ristoranti, mondo dello sport, palestre, piscine e teatri e cinema, in questo ordine. Quindi le prime che usciranno saranno quelle relative a ristorazione, bar, ristoranti, sport, palestre, piscine, poi teatri e cinema. Non c'è ancora, insomma, si parte dalle linee guida che c'erano in un'ottica di semplificazione e aggiornamento, anche con tutte le varie cose che sono successe in questi anni, in quest'anno, insomma, quindi anche legati appunto a quelli che possono essere le cose che hanno visto funzionano di più, quelle di meno. È chiaro che la bella stagione aiuta anche, perché il discorso, come citava il Presidente, dei plateatici, dell'esterno, insomma, sicuramente è una cosa che si sta valutando molto. Questa è la situazione per quanto riguarda i gruppi di lavoro e su cosa si sta lavorando, e sul fatto che giovedì, anche su richiesta del Presidente Fedriga, ci sarà una presentazione di queste prime 4-5 linee guida. Presumo poi il Presidente Fedriga vorrà presentarle appunto al Ministro o comunque a chi, per capire se ci sono spazi per pensare appunto a riaperture. Per quanto riguarda invece le scuole sentinelle, che come diceva il Presidente sono partite oggi, aspettate che trovo il messaggio del Professor Baldo, così faccio tutto in diretta. Allora, sono partite oggi le scuole sentinella per quanto riguarda appunto le superiori a Venezia e a Verona, quindi sono state intanto partite Professor Baldo a Venezia, la professoressa Tacconelli a Verona. Allora, a Venezia l'istituto è il Corner di Venezia, hanno testato 416 ragazzi e hanno trovato un positivo su 416. A Verona non ho il nome dell'istituto, su 250 ragazzi invece 0 positivi, quindi oggi in totale sono stati testati 250, 0 positivi, quindi oggi sono stati testati 650 ragazzi di 2 istituti e su questi hanno trovato un positivo che verrà confermato poi con il molecolare e quant'altro. E questo è l'aggiornamento per quanto riguarda le scuole sentinella che sono partite oggi. L'altra domanda mi sembra che era quella relativa alle strutture per anziani e quindi alle case di riposo. Allora, abbiamo lavorato la settimana scorsa e abbiamo una bozza di linee guida che stiamo ultimando per le riaperture, quindi alle visite, vista appunto la situazione epidemiologica, visto il fatto che gli ospiti e anche gli operatori sono per la maggior parte, a parte qualcuno che non si sarà vaccinato, vaccinati. Abbiamo scritto anche al Ministero per dire ci sono ancora delle circolari che sono molto più ferree, appartengono a marzo-aprile del 2020, rivedetele anche voi in quest'ottica. Io prevedo in questa settimana di fare un incontro anche con le sigle appunto delle varie strutture e nel più breve tempo possibile, poi se c'è appunto convergenza su tutto questo, insomma prevedere anche appunto all'approvazione e la presentazione di nuove linee guida o di nuove istruzioni circolari, insomma chiamiamole come vogliamo, per la riapertura alle visite. Quindi sicuramente non questa settimana, si va alla prossima. Sì, perché dobbiamo fare un passaggio appunto con le strutture, con chi rappresenta le strutture, e perché vorremmo capire appunto, abbiamo avuto questa interlocuzione anche con il Ministero, con il dottor Rezza, se quelle circolari famose che c'erano hanno anche un'evoluzione, perché non si capisce, ci sono circolari che sono di marzo dell'anno scorso, se effettivamente queste circolari le danno per decadute completamente perché poi non hanno avuto nessun seguito, oppure se invece qualcuno pensa che siano ancora quelle valide e applicate. Mi sembrava domande? che erano queste. A posto, grazie a tutti. Buongiorno.